Mentre i dati regionali mostrano purtroppo un deciso balzo in avanti dei contagi Covid in Veneto, il dato riferito all'ULSS 7 fotografa una realtà che cresce anche se in maniera un po' più contenuta. Nelle ultime 24 ore nell'ULSS Pedemontana si registrano 28 nuovi positivi, 1000 i tamponi effettuati. I ricoverati, tutti all'ospedale di Sant'Orso, restano 11, 3 dei quali in terapia intensiva. E aumentano anche i casi di positività all'interno delle scuole. È di oggi la notizia di un operatore positivo all'Istituto Scottone di Breganze e di un nuovo caso anche al liceo Brocchi. Abbiamo avvisato immediatamente il Dipartimento di Prevenzione che ha disposto per domani mattina i tamponi a tutti i ragazzi della classe e a tutti gli insegnanti della classe, ma ci ha anche rassicurato che in attesa di questo tampone possono proseguire normalmente tutte le attività didattiche e se poi tutti i ragazzi e tutti i docenti risulteranno, come auspichiamo, negativi, altrettanto rapidamente potranno riprendere le attività di normale didattica. Intanto questa mattina hanno fatto il tampone rapido i bambini della scuola primaria di Nove. Risultati tutti negativi, restano comunque in quarantena data la tenera età. La situazione è diversa per i ragazzi delle superiori. Fino a venerdì scorso c'erano delle norme che prevedevano che in caso di tamponi negativi a ragazzi e insegnanti che avessero avuto contatti invece con un caso positivo, gli insegnanti potevano riprendere a far scuola, i ragazzi invece dovevano stare a casa 10 giorni in isolamento precauzionale. La norma è cambiata fatalmente proprio venerdì, ma il precedente caso della nostra scuola in qualche maniera sottostà alle precedenti norme, quindi anche avendo chiesto insistentemente al Dipartimento di poter far rientrare a scuola i ragazzi, ci è stato risposto che non si può fare perché quella norma non è retroattiva.